Bentrovati ancora una volta dal Parco dell'Isonzo, zona Campagnuzza Sant'Andrea in Gorizia, per questa nuova puntata di Isonzo News, puntata che oggi vede due argomenti. Abbiamo la presentazione del progetto di quello che verrà costruito al posto del vecchio ospedale civile. È stato presentato un progetto che vedrà l'area vicino al confine in via Vittorio Veneto essere trasformata in un campus studentesco. È molto interessante. Abbiamo anche l'intervista della goriziana trapiantata a Pordenone, Cristina Amirante, che spiega queste cose e della validità di questo progetto. Inoltre c'è stato il cambio del comandante alla brigata di cavalleria Pozzolo del Friuli, abbiamo seguito la cerimonia e abbiamo le interviste del comandante uscente e di quello entrante. Inoltre abbiamo le tre cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Noi ci vediamo dopo. Nelle Leone del Libano alla brigata è stata conferita una medaglia d'argento al merito civile. La brigata Pozzolo del Friuli è una grande unità da combattimento dell'esercito, idonea a condurre tutte le attività militari attraverso autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma, gentili ospiti e cari amici. Grazie per essere qui in questo giorno per me così speciale. Concludo oggi l'entusiasmante periodo alla testa della gloriosa brigata di cavalleria Pozzolo del Friuli, iniziato nel novembre 2021 quando mi venne concesso il privilegio di diventarne l'82esimo comandante. Ai tanti che mi hanno chiesto come mi sento, ho sinceramente e semplicemente risposto che sono molto triste. Pensate che quello che state facendo lo state facendo per quello che avete accanto, per l'amico, collega, compagno, fratello di sangue, camerata, chiamatelo come volete, ma lo fate per chi avete a fianco a voi e lui farà lo stesso. In nome del Capo dello Stato riconoscerete il generale di brigata Nicola Mandolesi quale vostro comandante. Non è un buon giorno per lasciare la brigata, perché quando uno comanda è il core del nostro mestiere, e poi una brigata speciale, fatta di gente speciale, e lasciare le persone speciali è pesante, e quindi, come dicevo nel mio discorso, oggi sono triste. Torno a Roma, che in qualche modo è diventata la mia città adottiva, anche se io sono veneziano doc e lagunare doc, quindi insomma torno da un punto di vista logistico familiare, sarà meglio, ma lascio un pezzo di cuore qui.
in questa bellissima terra e soprattutto in questa meravigliosa brigata che è sempre stata in qualche modo mia, adesso lo era davvero e da qualche ora a questa parte non lo è più, per cui non è un bel giorno per me, però buon vento al mio successore, buon vento soprattutto alla brigata, e tornerò da queste parti da semplice cittadino e da turista per ammirare e godere appieno delle bellezze di questa regione che merita tutto quello che ha e che sta scoprendo e che continuerà a scoprire in termini di turismo e di attrattività, e questo è veramente un altro messaggio che mi sento di lasciare a chi poco conosce il Friuli e lo considera una regione un po' ostica, piovosa. Guardatevi intorno. Quindi ecco, questa è la sintesi di come mi sento oggi. Non mi sento bene a lasciare questa gente, queste donne, questi uomini, ragazzi, ragazze, o che sono stati ragazzi, che sono state ragazze, un po' di tempo fa, un po' di anni fa, e quindi insomma mi mancheranno, mi mancherete voi, mi mancherà questa terra, mi mancherà la brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli. Cosa ha detto al suo successore? In bocca al lupo, e che è fortunato. Nell'ordine, anzi in ordine inverso, che è fortunato a prendere questa brigata e a lavorare nei prossimi anni, spero per lui più possibili, con questa gente, e in bocca al lupo perché le sfide sono tante, ce ne sono continuamente di nuove, che sia in Italia o all'estero, che sia in ordine pubblico piuttosto che in addestramento militare puro, diciamo così. Però le sfide sono tante, le difficoltà sono tante, come lui stesso ha detto nel suo discorso, ben conscio di quello che l'attende, ma che le soddisfazioni sono proporzionali alla difficoltà delle sfide. Più sono difficili, più soddisfazioni ti porta a casa e più take away, come piace dire agli anglofili, si porterà a casa da questa esperienza che lo arricchirà da un punto di vista umano e professionale, così come ha arricchito me infinitamente sotto tutti e due i punti di vista. Quindi questo ho detto, non che avesse bisogno del mio augurio, però un buon vento fa sempre comodo per uno che deve avviarsi a un percorso complicato, denso di soddisfazioni, ma comunque difficile. Per me è un onore e un privilegio assumere oggi il comando della Pozzuolo del Friuli. Come dicevo prima, io sono nuovo di qua sia geograficamente, nel senso che conoscevo poco il Friuli e già lo sto apprezzando in questa settimana che sono stato qua. Per me è un onore e un privilegio prendere l'eredità di questa gloriosa brigata, dei forti legami che ha con il territorio e con le istituzioni, della sua storia che ha avuto qua sul territorio. È una brigata che negli anni si è acquisito tantissime capacità, è migliorata tanto ed è in grado di assolvere qualsiasi compito, ha tutte le capacità proprio al suo interno, il genio, l'artiglieria, la cavalleria, la peculiare capacità anfibia. Quindi sì, assolutamente è un momento molto emozionante per me e non vedo l'ora di cominciare. Assessore Amirante, presentato oggi il proseguimento del progetto per la realizzazione del campus di Gorizia, un progetto molto importante, un bel esempio, ha detto, di rigenerazione urbana. Sì, esatto, se dovessimo utilizzare la definizione rigenerazione urbana, il nuovo campus scolastico di Gorizia è sicuramente l'esempio plastico. Perché? Perché non è soltanto un nuovo polo scolastico, quindi non è solo la demolizione di fabbricati esistenti con la ricostruzione con un nuovo fabbricato, è in realtà attivare una nuova vita in un sito che è ormai degradato perché ha perso la sua funzione, quella di sito ospedaliero. E questo che cosa innesca? Non soltanto la presenza di ragazzi, ma per esempio la mensa aperta, diciamo, all'esterno, quindi agli studenti universitari, l'ipotesi di avere della residenzialità finalizzata ad ospitare i ragazzi che siano dell'università o magari dei ragazzi che scelgono di venire a studiare a Gorizia anche nel percorso della scuola secondaria, porta con sé un'economia da un lato, ma una modifica proprio della struttura sociale. Va a cambiare le dinamiche di spostamento all'interno del centro della città e dei suoi quartieri e quindi innesca un vero processo di nuova vita. Questa è la rigenerazione urbana e questo progetto mira proprio a svolgere questa funzione. La scuola che proponiamo non ha un dentro e un fuori, un aperto o un chiuso, è semplicemente coperta e o scoperta. L'area pertinenziale della scuola è scuola essa stessa. Tutta la sua area è sfruttata per insegnare, educare, dialogare, imparare, scoprire e ricercare.
È importante però sottolineare che lo spazio di sua più stretta pertinenza potrà unirsi con il parco circostante e creare un unicum quando la scuola è chiusa. L'elemento che struttura dal punto di vista compositivo il disegno del masterplan è la galleria, tipologia architettonica che assorbe il ruolo funzionale di connessione tra le parti, ma aggiunge ad essa un valore sociale che contrassegnerà il nuovo campus. Sarà un luogo di incontro inclusivo e democratico, in cui tutti, alunni, famiglie, insegnanti, tecnici e comuni cittadini potranno incontrarsi con modalità e modi da definire. Un passaggio che distribuirà tutti i cluster fino agli edifici ad uso, anche comunitario, come l'auditorium, la biblioteca, la mensa, la palestra e il teatro all'aperto. La galleria è l'elemento che caratterizza la scuola perché contiene gli spazi comuni di circolazione, grandi, luminosi, interconnessi. Essi sono pieni di potenziale. Questi spazi sostengono e stimolano le relazioni sociali tra i docenti e tra gli allievi, offrono anche l'occasione di estendere l'agire didattico al di fuori delle aule del cluster. Il progetto che proponiamo non ha corridoi o superfici connettive, sono stati tutti eliminati in favore di uno spazio diverso, di relazione. La galleria sarà un nuovo spazio rappresentativo della comunità di Gorizia, che distribuirà, oltre alle aule didattiche, tutte le funzioni pubbliche del campus, un vero e proprio nuovo centro civico, un nucleo centrale di spazio pubblico. La composizione architettonica della scuola nasce attorno a quello che abbiamo definito cluster, nel quale troviamo quanto è necessario all'insegnamento, le aule didattiche, l'aula per le attività speciali, l'aula multifunzionale e i servizi igienici. Abbiamo tenuto in considerazione alcune esigenze mutate rispetto all'epoca della scrittura della normativa, e cioè il DM del 75, prevedendo spazi capaci di gestire lavori sdoppiati all'interno di una medesima classe. A questo scopo abbiamo trasformato il classico corridoio, identificato nella normativa come connettivo, in un'aula polivalente, spazio flessibile a molteplici usi. Lo spazio della didattica sarà fluido, senza ostacoli tra il dentro e il fuori. Le ampie vetrate delle classi, protette dal sole da un aggetto della corretta dimensione, permetterà una luce diffusa all'interno degli ambienti, senza l'uso di tende. Le stesse vetrate, a tutta altezza, potranno aprirsi verso la corte e consentire lezioni all'aperto estendendo la classe stessa. Ed eccole le tre cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia, che sono anche quelli di Go 2025, prima della fine del mondo. Una delle tre cose va assolutamente fatta. Il primo è che questo qua è a Monfalcone per quel che riguarda Panzano in Festa 23. Panzano è il famoso rione molto orgoglioso delle proprie identità, dove è situato anche il cantiere navale a Monfalcone. Domenica 9 alla mattina sarà la volta delle esibizioni di auto e moto d'epoca e per la serata è previsto il concerto del gruppo Ale Gara. La seconda cosa da fare è a Gorizia Summer Street Food, qua c'è la locandina Gorizia Summer Street Food, Piazza della Vittoria a Gorizia. Gli stand saranno aperti con i seguenti orari: domenica 12-24. La terza cosa da fare è sempre Gorizia, visite guidate alla mostra Francesco Cauci Goriziano 1755-1828, l'uomo, l'artista, il testimone di un'epoca. Naturalmente è la mostra, per chi non lo sapesse, che è situata a Palazzo Coronini, Villa Coronini, Palazzo Coronini Kronberg, via Coronini 1 a Gorizia. Professore all'Accademia di Vienna, è l'artista goriziano che nel corso del XIX secolo godette di maggior fama presso i propri contemporanei. Gli orari al sabato e alla domenica, e in questo caso ci interessa la domenica di 13, 15, 19. E questa è la terza cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Una delle tre cose va assolutamente fatta prima della fine del mondo. Abbiamo finito per oggi per quanto riguarda le tre cose da fare. Vi ringraziamo di essere rimasti con noi. Se passate dalle nostre parti, alla nostra pagina Facebook, ci lasciate un like, ci permettete di tenere compagnia a sempre più persone, e se magari dopo vi dovete prendere qualche appunto, oltre alle trasmissioni televisive potete venire appunto sulla pagina Facebook e prendervi nota dell'orario o di quello che vi interessa e magari usufruire di quell'evento.
È tutto, dicevamo, per oggi. Noi ci vediamo la settimana prossima, stesso posto, stessa ora. Ciao!